Sindaco Soldan, la città di Pieve di Soligo si mette in gioco. Può spiegare com'è nata l'idea appunto di tentare di nuovo questa sfida? Beh, non è solo la città, vogliamo che sia una candidatura territoriale come è stata l'esperienza dell'altra volta, magari imparando anche dagli errori che abbiamo commesso nella redazione del progetto, che però era stato positivamente valutato dalla Commissione per il 2022. A noi piace vincere le sfide, quindi partecipare è una realtà entusiasmante perché ci permette di confrontarci con 25 città a livello nazionale, quindi imparare anche dagli altri, prendere stimolo dalle idee che anche le altre città o gli altri paesi di dimensione comunque simile alla nostra portano per dare un'idea di cultura e di futuro all'Italia. Ecco, credo sia un'occasione di crescita, lo facciamo con questo spirito. Abbiamo visto che i frutti della scorsa candidatura, quelle idee, poi sono maturate, sono diventati progetti importanti che oggi continuano a creare sviluppo economico, a portare turismo, a legare le associazioni, a far scoprire il nostro territorio. Quindi è un'occasione appunto di crescita, di lavoro insieme, di coordinamento e di riflessione che vogliamo portare sul tavolo in questi 2 mesi per tutte le nostre comunità e associazioni. Le prossime scadenze per le quali dovrete prepararvi, quali sono? Beh, da subito attivare tutti i tavoli perché il 25 di settembre dobbiamo consegnare il dossier definitivo che poi sarà esaminato e sulla base del quale poi verranno decise le 10 città finaliste che dovranno poi implementare e preparare la presentazione ufficiale a Roma.